E scaionando un upore de polemicas a livello regionale, si seppero de su commissario straordinario nuovo de su consorzio universitario de sa Sardegna de Mesu. Su sindico de Nugor Andrea Soddu di adeperare nominau cagalu perosa amministrazione non ha dato conferma ufficiale a Fabrizio Mureddu, ricercatore universitario, a su posto de Caterina Loi. Sa nova sta arribata dai Castello Erisero che in una nota de su scussizzeri regionale se Daniela Forma de su PD e Riccardo Usula de Son Rossomori. Una nota polemica, ove si attaccata su sindico de Nugoro pro una nomina fatta a Sasola, che non si intenderà nemmoso, manco su scussizzeri regionale de su territorio. E cosa più grave puru, chi sa vallo desa presidenza desa regione, iscrivene Forma e Usula, chi permettiti chissà cosa andata da innantisi, che sa per una concertazione, chi sono rappresentante regionale de su territorio. Sordus cussizzerisi critican puru su vattu chi sa nova desar dimissioner de Caterina Loi la panamantesa riservata. In prusu sindicu Soddu ha presentato pezzi un numene prosa garriga. So scussizzerisi Forma e Usula in sa nota ammentana chi sono rappresentante del suo territorio in sede di finanziaria regionale, anche fio a unanimità un incremento del impegno finanziario della regione pros Università della Sardegna de Mesu, che crede in importanza di questa istituzione. Si custu è su cambio de passo annunziato da su sindico nuovo, concluini Usula e Forma, non sparete chi siamo scominciando che in su pedir ballau, in Nugoro, gai commenti in Casteddu. Sa mancada missione in ruolo de sos insegnantes precarios sardoso est una de sas conseguenze de su piano de dimensionamento scolastico isegherau adottau da esa giunta Pigliaru, si strumento che in su cale sa giunta de centro-sinistra ha deciso di affossare si scola sarda, che este zai una de sas prur bisestradas in ambito nazionale. E su chi narana son riformadorese, promedio de su capogruppo in cussizzo regionale Attilio Dedoni, a postir de sa decisione de uffici scolastico regionale pro sa Sardegna de non pedire si missione in ruolo de insegnante novoso pro s'anni scolastico 2025-2026. Non si comprende te proite su uffici scolastico, chi vita attuando su piano di dimensionamento galu prima ad essere approvato, deppia decidere a maniera differente, iscrivete in una nota de Doni. In Sardegna si tancano sasi scolasa e duncasa non servini prus insegnantese. Su disaccatto chi va che te questo piano, e sti sta esplicao bene in sa mozione de su centrodestra, esaminata su mese colau e bozzata a salestra che senza dibattito da una maggioranza che è scolata da esas criticas a su piano a sa complicidade, a pustisi de aer sarvau carchi scola necessaria a non perdere sos collegios elettoralese. Secondo Dedoni, come iscusasa non binda prusu, non va prurnecher desighettare dai palincoddu. Sa giunta è responsabile di un piano chi negata su diritto all'istruzione e a mizzar de zovanoso, chi brivata medar vidas desa Sardegna de Mesu, zai a rischio de spopolamento e desertificazione di un presidio a fondamento desa vita civile, chi che evocata calisi sia ti spera de stabilizzazione a un pore de precarioso, chi a aumentare sa dispersione e s'abbandono de sosi studioso. In sinteri, chi s'asattera regione se stabilizzana, che tinar de precarios e spesar desistadu, noi nammusu, no, gracias, istammur bene goi, conclui Dedoni. Provachere risparmiare assistadu, tancammusu sa scola nostrasa, nor brusiamus su venidore, a savazza desa giunta desos professores e de chi in campagna elettorale poni a si scola a su primo punto de su programma de governo. In sa riunione del Consiglio regionale, chi ha approvato la legge nuova supra l'apicoltura, hanno vedao vinzasa desa sentenza del Consiglio di Stato che ha fatto decadere sos consiglieri regionali Gavino Sale de Irs e Fisio Arbau della Base, Michele Azzara desi DV e Modesto Venu desa Zona Franca. Su ricurso vi ti stau presentao da esos candidatos chi vini staus esclusos a postir desas elecciones in base a sosseggios assignaos che in su conto desor voto residuoso e come in bezzese declaraos elettos Antonio Gaia e Pierfranco Zanchetta de SUPC, Gianfranco Congiu del Partito dei Sardi. Sos esclusos como hanno facere ricurso a sa Corte de Cassazione e dunque sa sentenza de su Consiglio de Stato non valete fino a su pronunciamento nuovo. In s'intervento fatto in Consiglio su capogruppo de Forza Italia Pietro Pittalisi annau chi mancari non si scata che in sicurezza chi è ata a subentrare beste sa necessità de conoscere esos effettos de su dispositivo cases costituiu in giudizio su Consiglio regionale e dunque si deve tischire come intesichere andare da innantisi ca su Consiglio ha bisogno de funzionare chi in totus os componentese.
Mario Vloris invece ha pediu che sa surroga des scussi esclusos si va diretto che si settare su ricorsi in Cassazione. Su presidente del Cussizu Gianfranco Ganao ha crariu che prima di poter attuare su chi previdi sa legge bisogna che su Cussizu dei stato notifiche tesa sentenzia e a pustisi sata fa che stottu canto prus impresse. Erisi, sa giunta regionale, a secur desa proposta des assessori a Industria Maria Grazia Piras, ha adottato la linea di indirizzo del piano energetico ambientale regionale desa Sardigna. In tresa quistiones e chi tutto su isettavana, sa minimata de su livello di emissione di CO2 de su 40% rispetto a su 1990. Punnaria si sviluppo de fonti rinnovabiles, battire in Sardegna su metano liquido, rendere sorfravicos pubblico regionales e prusu efficientes pros energia. Su piano, prima di essere approvato a maniera definitiva, ata essere pro 20 dies in su sito internet desa regione, in sa sezione Sardegna partecipa, uve tottusu a poter dare un parre. Secondo la regione, su piano energetico, designata sosi seperosi strategicos e sos orientamentos in tema d'energia finza su 2030. Sas opposizioni sono criticas, faveddana de ritardos e desa presentazione pezzi desa linea guida, non de progettos concretos. Critica sa CISL regionale puru. In una nota firmata da esa segretaria, Oriana Puzzolu, a un'ala si considerata de importu sa presentazione desa linea guida, a Sattera si sinzalana mancanze gravese. Prima e tutto, sa mancanza de tempos e scadenze certas. A oie sa delibera de su piano energetico e spezzi una declarazione de intentos, iscrivete sa CISL, che no est de per uno profetto pro sa realtà economica. Su mondo de su traballo imprenditoriale hanno bisogno di schire che hanno a poter scontare su prasas economias e sos profettos prometteor da su piano. In prusu, fino a commo, mancau su dialogo con sar forza sociales, sindacales e imprenditoriales, pensando pezzi a propostas e così zordedare in internet che lo scompartire cara a cara. Sa questione energetica regionale, concluete Puzzolu, è uno dei problemi che richiede confronto, dialogo e concertazione. In questas oras, sa sociedade de Sunugora concluiu ateros 3 contrattos. Pro quest'anno puru Roberto Cappai, s'attaccante che s'hanno passato a Sinzao de Cheretese, a te giocare in Sunugoro a dispetto della richiesta fatta da ateras squadras. Su presidente Artedino ha ingaggiato vinzasa su centrocampista Matteo Bisogno, classe 1994. Su giocatore palermitano ha militato in Saturres, che in Sacali ha vinto lo campionato d'eccellenza e de Serie D. Questo Manzano, infine, ha tancato accordo con Matteo Bagaglini, difensore, classe 1992, che hanno passato a giocare in su Cinzia Genzano, ma ha fatto esperienza finas in Lega Pro. Che in questo 3 giocadores, sa formazione belle che accabada è pronta per il ritiro di su 28, ma sa trattativas sono gallo apertas. Intreso un numero fattosi in custardiese, cussu di Alessandro Steri, centrocampista, che ha già giocato in su Nugoro de Goveani. Sanno colavit in Solbia e non è nao che non decida da tornare a Nugoro. Come però tocca da definire su portieri titolari, che picche su posto di Simone Deliperi, pro i su puru su numero fattos, su numedasa, ma galu nuda de concreto. Este sicuro che pro su portieri non si può ballare, che è un ruolo idilico. Sa sociedade deve decidere se separare un giocatore che in esperienza o un giovane che picche uno dei postos riservato a sorfuri quota.